Miei cari amici, eccoci qua con il nuovo oroscopo del giorno sabato 9 maggio 2020. Eccoci qua col nuovo oroscopo, però prima di iniziare la lettura dell'oroscopo vi voglio sempre ricordare che per un consulto nel privato potete sempre chiamarmi ai numeri che vedete nello scrollo e potete chiedermi un consulto nel privato, ok? I consulti in privato sono a pagamento, quindi vi costa 30 euro, non è che sia poi una cifra tantissimo elevata. E per potermi chiedere informazioni su ritorni d'amore, legamenti d'amore, perché mi occupo anche di questo. Intanto non dimenticate di iscrivervi a questo canale e attivare la campanella delle notifiche in modo tale che quando io vado a caricare un nuovo oroscopo voi non ve lo perderete, va bene? Vi arriverà la notifica. E andiamo con la lettura dell'oroscopo del giorno sabato 9 maggio 2020. Ariete. È arrivato il momento di guardare in faccia i problemi, soprattutto se da tempo col partner le cose sembrano non funzionare più. Inutile rimandare o far finta di niente, meglio affrontare la realtà perché la realtà viene prima di ogni cosa. I single faranno nuovi incontri ma poco importanti, va bene? Lavoro. Nella sfera professionale cercate il dialogo con capi e superiori prima di muovervi in ambiti riservato. Va bene? Quindi occhio, mi raccomando. Toro, amore. Anche se tutto sembra tranquillo, oggi non mancheranno i battibecchi e discussioni con il partner. Colpa di Marte che cerca di mettervi i bastoni fra le ruote. I single avranno tante occasioni per intraprendere nuovi contatti con persone interessanti. Lavoro. I pianeti vi danno delle incredibili opportunità da cogliere al volo per migliorare la vostra condizione economica. Gemelli, amore, continuate a guardare avanti e presto troverete la soluzione anche ai vostri problemi sentimentali. Basta fantasticare, adesso è il momento di concretizzare. I single invece saranno aperti a fare nuove conoscenze e troveranno persone affini a loro, quindi finalmente avrete momenti positivi almeno in questo. Lavoro, vi sentite abbattuti e sfiduciati e l'opposizione di Mercurio crea ostacoli sul vostro cammino. Siate pazienti. Cancro. Amore, giornata super quella di oggi, la luna splenderà nel vostro segno e il rapporto con il partner fila è che una meraviglia. Il favore di Venere renderà ancora più affascinanti del solito i single che potrebbero fare delle conquiste. Lavoro. In ambito lavorativo state aspettando una risposta o un'occasione che però ancora non arriva, ma non temete, le cose miglioreranno a vista d'occhio. Leone, oggi le coppie che hanno avuto problemi e discussioni troveranno finalmente un'intesa. Non ci saranno mezzi termini per nessuno. I cuori solitari sono pronti per innamorarsi e potranno dare spazio alle nuove conoscenze che si presentano intriganti. Lavoro. Il consiglio di una persona amica vi sarà di grande aiuto per proseguire un progetto che vi darà tantissime soddisfazioni. Vergine, amore.
Gestirete con abilità e sicurezza ogni imprevisto, risolvendo anche le questioni più spinose. Nella vita privata avete solo da chiedere e il partner sarà pronto ad esaudirvi. I single dovranno dare prova di aprirsi al dialogo se vorranno conquistare una persona. Lavoro. Nuovi progetti prendono forma, le vostre ambizioni vanno avanti e potrete finalmente soddisfarle. Bilancia, amore. La luna vi porta ad avere ripensamenti e cambi di opinione. Forse avete peccato di eccessiva fiducia nella persona amata e adesso sentite il bisogno di tornare sui vostri passi. I single dovranno cercare di essere coerenti invece di sfuggire alle loro responsabilità. Sul lavoro dovrete rivedere degli obiettivi riguardanti alcune scelte fatte in passato. Potrebbero verificarsi imprevisti, quindi fate bene attenzione. Scorpione, amore. Marte in opposizione può creare divergenze anche nei rapporti di lunga data. Per fortuna si tratterà solo di qualche nuvola passeggera. Affascinanti e seducenti, i single saranno molto ammirati e corteggiati, ma qualcuno ha la testa altrove, quindi è distratto. Lavoro, meglio evitare le polemiche su questioni di poco conto, moderate le parole per non peggiorare le cose. Sagittario, amore. La giornata parte con ottimismo, in amore non mancheranno novità e sorprese. Avrete modo di conoscere persone affascinanti e se siete single nulla vieta di intraprendere una relazione. Per le coppie qualche trasgressione metterà a rischio anche le storie datate. Lavoro. Nella sfera lavorativa tutto va a gonfie vele. Oggi arriveranno anche nuove proposte per il futuro. Capricorno, amore. Oggi la luna soggiornerà un pochettino nel vostro segno e vi sentirete più carichi ed energetici che mai. In amore purtroppo Venere non favorevole metterà in crisi anche le coppie più consolidate. I single potranno concedersi una giornata di passione e avventure. Lavoro. Puntate tutto sull'ambito lavorativo con favore di Mercurio. Le occasioni non vi mancheranno e potrete ottenere un avanzamento. Acquario, amore. La giornata si prospetta piena di novità e di belle sorprese. Mercurio favorevole vi circonderà di persone capaci di apprezzarvi per ciò che siete, comprese qualcuno che vi stima. Se siete single oggi potreste decidere di fare marcia indietro riguardando a una persona. Lavoro. Sul lavoro tutto procede per il meglio, giungeranno buone notizie anche da fronti esterni e riconoscimenti. E infine il segno dei pesci. Amore, nonostante il buon aspetto del Sole e di Nettuno, la Luna in opposizione potrebbe creare contrasti, sentimenti in crescita, avrete modo di dimostrare al partner il vostro amore. I single avranno belle sorprese, un'amicizia potrebbe trasformarsi in amore. Lavoro, sarete creativi ed efficaci e la vostra laboriosità potrà suscitare delle polemiche. Non tenetene conto, non pensate a nessuno. Va bene? E così abbiamo concluso la lettura dell'oroscopo del giorno sabato 9 maggio 2020. Io vi rinnovo l'appuntamento con il nuovo oroscopo di domani, quindi a risentirci domani e come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi. Ciao a tutti!